Vorrei dire un paio di cose alla gente di Chioggia. Noi siamo venuti qui per le vacanze, quello che mi è successo il primo giorno è stato orribile. Io non conoscevo nessuno qui, che il mio cane sia scappato per me è stata una catastrofe e sono grata dell'aiuto ricevuto. Inizia così la lettera che Monica Grimm, la turista tedesca 35enne accoltellata lunedì scorso a Sottomarina mentre passeggiava col suo cane, ha mandato al sindaco Armelao con cui è rimasta in contatto affinché la diffondesse a suo nome. Dopo le dimissioni dall'ospedale, infatti, la donna è tornata immediatamente in Germania portata dall'ambulanza. Vorrei ringraziare, scrive ancora, i sanitari dell'ambulanza e la squadra che mi ha aiutata quella notte e in reparto nei giorni successivi. Grazie a chi mi ha aiutata a ritrovare il mio cane, a chi ha messo a disposizione il drone e al sindaco Armelao che ha pubblicato la ricerca con il suo aiuto ha contribuito che tutta la città fosse al corrente della situazione. Ringrazio anche tutti gli abitanti di Chioggia e i carabinieri. Sono rimasta molto affascinata dalla solidarietà di questa città. Dopo questa terribile aggressione, conclude Monica, bisogna capire che volevo solo tornare a casa mia. Le mie ferite guariranno, per questo chiedo assoluta privacy, mi riferisco alla stampa, appello di lasciarci in pace. Vi prego di rispettarlo. Il sindaco Armelao ha detto di voler rispettare a sua volta la volontà di Monica. Sono felice, ha dichiarato, che abbia riconosciuto la solidarietà della nostra città e la mobilitazione che c'è stata per trovare Laki. Rimarrò comunque in contatto con lei via WhatsApp con l'invito di ritornare a Chioggia.